Ben ritrovati, diamo subito il buongiorno al nostro ospite di oggi, collegato via Skype. È con noi Fabrizia Maggi, direttore artistico del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Preciso subito co-direttore artistico perché in Co-direttore. CSS da tradizione siamo un collettivo di direzione artistica. Esatto, giusta precisazione. Allora, Correttezza, beh certo. sì, benvenuta. Grazie a Allora, voi e io vi ho buongiorno a tutti invitati. voi. Io vi ho invitati, vi ho scelto perché voi, insomma, la vostra attività non si è mai fermata durante il lockdown e poi avremo modo di approfondire le tante cose che vi siete inventati, che avete ideato e quant'altro, ma soprattutto perché è ai blocchi di partenza un nuovo tipo di spettacolo, una nuova performance, non so come chiamarla, che si chiama Certo. Consegne. Allora, Fabrizia, Consegne. che cos'è Consegne? Sì, allora, come dicevi, non ci siamo mai fermati proprio perché facendo da sempre teatro contemporaneo siamo stati abituati negli anni a sperimentare nuove forme teatrali e nuove modalità sceniche. Lo spettacolo, la performance che sta per debuttare si chiama Consegne, una performance da coprifuoco ed è stata scritta ed è interpretata da Nicola Borghesi. Si tratta di uno spettacolo nato pochi mesi fa a Bologna, dove la compagnia Kepler, appunto fondata e diretta insieme al suo collettivo da Nicola Borghesi, se l'ha inventato a Bologna proprio in questo momento di coprifuoco. Ecco, vedete Nicola in bicicletta che consegna, così come fanno i famosi rider, consegna un pacco. La performance è itinerante ed è sulla piattaforma di Zoom. Quindi gli spettatori, ovviamente tutto a norme, nel rispetto delle norme Covid, perché i teatri sono chiusi, sia chiaro, ma Nicola Borghesi parte con la sua bicicletta, collegato su Zoom con lo spettatore che da casa, da solo, assieme al suo nucleo familiare, segue la performance in diretta con Nicola Borghesi che attraverso questo itinerario in bicicletta da un punto della nostra città fino a casa dello spettatore che si è iscritto, diciamo così, a partecipare a questo spettacolo su Zoom, dialoga sul nostro tempo, su quello che stiamo vivendo e su cosa abbiamo capito essere essenziale in questo momento storico sicuramente drammatico, ma sul quale è giusto riflettere. Il teatro è uno sicuramente degli strumenti migliori per farlo. Nicola Borghesi arriva a casa, non entra nel rispetto delle No. norme Covid e c'è un'azione performativa, chiamiamola così per non rivelare molto di più, e la consegna di un pacco, di un dono. Un'iniziativa molto carina, soprattutto perché insomma sfrutta alcuni topos, possiamo dire, di questo periodo, ovvero le consegne a domicilio, il coprifuoco e poi insomma questa figura dell'attore rider. È una cosa molto carina, speriamo ovviamente nel bel tempo. Abbiamo visto previsioni meteo che parlano di un inverno rigido, ma insomma immagino ben equipaggiato l'attore Sì, sarà l'attore performante. è ben equipaggiato e ha già sperimentato a Bologna con giornate freddissime, quindi è ben equipaggiato, Rodato. l'abbiamo visto consegnare pacchi sotto la pioggia, ma ce la fa, è determinato. Ecco, benissimo. Allora, apro una piccola parentesi, ma fondamentale per chi ci segue, perché se volete partecipare, leggere, conoscere, sapere quali sono gli spettacoli e insomma la programmazione del CSS, il CSS è molto social, quindi c'è un sito, ovviamente cssudine.it, dove trovate tutto e anche riferimenti ai social che qui vedete, appunto Facebook, Twitter, Instagram, e lì poi potete seguire le varie proposte e soprattutto appunto prenotare il vostro spettacolo. Allora, Consegne parte il 21 di gennaio e prosegue fino al Il 21 gennaio sì, ci saranno gennaio. 7 repliche a Udine fino al 14 febbraio, 7 repliche e 3 repliche a Cervignano del Friuli, dove noi siamo curatori della stagione teatrale insieme all'Associazione Pasolini, e quindi 3 repliche dello spettacolo 9, 10, 11 febbraio verranno effettuate anche a Cervignano del Friuli.
Allora, ci sono anche altre, la programmazione continua e ci sono anche altri appuntamenti. Uno di questi è Città Inquieta, perché voi, diciamo, oltre a questa performance di cui abbiamo appena parlato, che si svolge, diciamo, in città, ma in questo caso è solo l'attore che si sposta, avete anche fatto preparato una performance che coinvolge invece il fruitore e gli permette di scoprire angoli della città. Esatto, è un'idea della nostra regista e attrice Rita Maffei, qui in veste di regista, che proprio in pieno lockdown la scorsa primavera si è inventata questo vero e proprio podcast teatrale Città Inquieta, lavorando assieme ai cittadini e le cittadine che partecipano ai suoi progetti di teatro partecipato, bloccati ovviamente dal lockdown, hanno continuato a lavorare nel periodo di chiusura, anche loro utilizzando la piattaforma Zoom, e hanno elaborato questi testi teatrali che sono diventati una vera e propria audioguida curata da Rita Maffei con la voce fuori campo dell'attrice Ada De Logu, e lo spettacolo è iniziato lo scorso luglio, la performance itinerante, non è uno spettacolo, perdonatemi, è una performance itinerante, lo spettatore munito di cuffiette si scarica questo podcast nel proprio telefonino e può iniziare un viaggio attraverso la città guidato appunto da questa audioguida teatrale a conoscere gli spazi e le storie della città di Udine. Un progetto molto particolare nato in quel periodo, appunto la scorsa primavera, quando abbiamo immediatamente, ecco le immagini di Città Inquieta, abbiamo immediatamente reagito alla situazione di chiusura causata dalla pandemia. Durante proprio i mesi, diciamo, più forse difficili e complicati, o comunque quelli in cui ci si stava ancora orientando sia dal punto di vista del pubblico, ma immagino anche di voi attori e compagnie teatrali e quant'altro, diciamo tutto il settore degli spettacoli, vi siete attivati con un'iniziativa che è anche diciamo, stata candidata per l'Art Bonus. Io sono mecenate. Che cosa è consistita questa iniziativa e a che punto siamo, insomma, quali sono gli sviluppi, ecco. Sì, noi abbiamo appunto, dicevi, ricordavi anche tu prima, abbiamo reagito immediatamente a marzo, subito dopo appunto la chiusura dei teatri, tant'è che questa iniziativa è iniziata il 14 marzo, è andata avanti fino a maggio e ha coinvolto oltre 20 artisti del nostro territorio e anche artisti fuori dalla nostra regione come Teo Teardo e Fabrizio Pallara, ma iniziando con Nicoletta Oscuro e poi Marta Cosconà e appunto più di 20 artisti, abbiamo realizzato un progetto su Facebook che si chiamava Io resto a casa con Io sono un mecenate, permettendo al CSS innanzitutto di scritturare gli artisti, perché a noi premeva coinvolgere gli artisti, ma coinvolgerli con una scrittura, con un contratto, quindi pagandoli, per dirla molto chiaramente, nel momento in cui i teatri erano chiusi e gli artisti erano a casa. Quindi un progetto che prevedeva la scrittura e il coinvolgimento degli artisti che da casa loro avevano ideato delle vere e proprie performance per la rete, delle dirette che coinvolgevano appunto i nostri spettatori, i nostri navigatori attraverso la piattaforma Facebook, e al tempo stesso abbiamo potuto coinvolgere cittadini e cittadine che con un'offerta libera attraverso il meccanismo dell'Art Bonus ministeriale potevano fare delle donazioni. Noi siamo appunto accreditati al progetto dell'Art Bonus ministeriale, lo eravamo già durante la pandemia, l'abbiamo immediatamente sollecitato, ecco l'attore Gabriele Benedetti, sollecitato e chiesto a tutti i nostri spettatori di aderire, e c'è stata una fortissima adesione, proprio perché molti poi hanno fatto le loro donazioni, che è uno strumento interessantissimo, l'Art Bonus, perché poi le dotazioni sono detraibili fiscalmente. Questo progetto è poi stato selezionato dal concorso del Ministero, che è scaduto lo scorso 6 gennaio, e quindi stiamo aspettando l'esito. Era un concorso nazionale con i giganti tipo il Teatro La Scala
e il Colosseo di Roma, ma siamo stati selezionati anche noi proprio per l'originalità di questo progetto che ha immediatamente risposto a marzo all'emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo. Quali sono le novità e insomma le prospettive prossime, future del CSS? Nel frattempo vediamo, insomma, ci sono in piedi anche altri progetti, ci sono Blossom, Dentro A. Che cosa vi Sì, aspetta? sì, noi appunto ci auguriamo ovviamente come tutti gli artisti, i tecnici, i lavoratori dello spettacolo che presto si possano riaprire i teatri, perché lo spettacolo, il teatro è spettacolo dal vivo per eccellenza e quindi preferiamo assolutamente tornare ad aprire teatri ed avervi con noi al Palamostre e al Teatro Certo. San Giorgio, ma in questo momento riusciamo nel rispetto delle norme a tenere viva una parte importante della nostra attività, che sono le residenze per gli artisti a Villa Manin. Si conclude proprio in questi giorni la residenza con Marta Coscunà che sta lavorando al suo nuovo progetto e partirà a breve una nuova residenza sempre a Villa Manin con un'artista italiana, Barbara Berti, una danzatrice italiana che vive a Berlino ma si è fatta conoscere in questi ultimi anni anche in Italia una giovane danzatrice emergente che arriverà anche lei a Villa Manin. Quindi le residenze a Villa Manin possiamo tenerle aperte, come stiamo tenendo aperto il laboratorio di teatro partecipato al Palamostre curato da Rita Maffei, il laboratorio con gli studenti che seguo personalmente e che abbiamo tenuto aperto proprio perché sono stati gli studenti a dirci continuiamo a incontrarci in teatro, vi prego non fateci anche voi fare in rete che siamo tutto il giorno a scuola sulle Esatto. piattaforme e continua, ricordavamo Città Inquieta, parte questo spettacolo consegne una performance da coprifuoco e abbiamo un'altra sorpresa il 20 febbraio con uno spettacolo nato e creato per Zoom, gli attori provano su Zoom e hanno già iniziato le prove e gli spettatori saranno su Zoom, si chiama Mi Vedi del regista italo-francese Pisani che ha scoperto e conosciuto Rita Maffei e quindi siamo entrati in coproduzione e faremo questo evento spettacolare su Zoom il 20 febbraio, un nuovo esperimento per appunto fare teatro anche al tempo del coronavirus. Bravi, bravi, sono tante le opportunità per il pubblico da casa che certamente ha bisogno in questo momento in cui appunto siamo privati della possibilità di andare al cinema, a teatro, a un concerto e nei musei, insomma, e c'è bisogno anche Certo. di evasione perché la cultura fa bene e soprattutto, insomma, visto il clima, un po' di leggerezza. Grazie a Fabrizia Maggi per essere stata con noi, il nostro tempo a disposizione Grazie a purtroppo è già voi. finito. Io vi ho già Grazie a ricordato, voi. trovate il CSS sui social e anche sul sito, potete iscrivervi, consegne parte il 21 gennaio e gli spettacoli arrivano a domicilio. Grazie Fabrizia, buona giornata, pubblicità.